La preghiera per il Papa è l'Ave Maria, che adesso siamo venuti qua in questo santuario e la Madonna ci protegge e chissà che anche protegga il Papa e che comunque lo faccia guarire. In questo momento di dolore io credo che l'unica cosa che mi viene in mente è la positività che il Papa ci ha sempre regalato. È stata una persona comunque semplice, è tuttora una persona così semplice, quindi ci dà questa carica emotiva positiva anche tante volte senza capirla. Quindi faccio tanti auguri al Papa e speriamo che si rimetta. E possa durare ancora tanto, ce lo proponiamo tutti quanti perché è veramente una persona, vorrei dire quasi un santo. Cosa rappresenta per i fedeli questo Papa? È una guida, è un insegnamento, è bello vedere una luce quando magari sei stanco, non ne puoi più, non vedi che le cose ti vanno bene. Avere qualcuno che comunque è lì e vedi che con gioia vive ogni giorno è una bella cosa. È un Papa che lotta per la pace e per l'ingiustizia che c'è nel mondo e per la povertà di tanti bambini e soprattutto i bambini. Non si deve. Il Papa ha tanto amore per i bambini e per i giovani. La nostra preghiera per il Papa è che soprattutto guarisca presto, perché per il mio modesto punto di vista il Papa è l'unico punto di riferimento certo che abbiamo attualmente in Italia e forse nel mondo.